Onorevole Costa, dei centri importanti, faccio alcuni nomi, San Sperate, Dolianova, Ussana, Burcei, sono stati esclusi dalla città metropolitana. Perché? È stata fatta una scelta arbitraria e non meditata, anche perché la legge è stata approvata frettolosamente e ha subito moltissime modifiche. Questo ha portato all'esclusione dalla città metropolitana di alcuni centri che per tutta una serie di motivi geografici, storici, dei rapporti economici e sociali sono molto legati alla città di Cagliari e alla città metropolitana nel suo insieme. La proposta di legge introduce un meccanismo molto semplice. Quindi lei ha presentato una proposta di legge per inserire questi centri esclusi? Una proposta di legge che non individua nominativamente, come è stato fatto nella legge in vigore, i comuni che fanno parte della città metropolitana, ma dà la possibilità ai comuni che confinano con l'attuale città metropolitana di chiedere con una maggioranza qualificata dei consiglieri di entrare a farne parte. In questa maniera la scelta viene fatta dal basso, viene fatta dai consigli comunali sulla base di una valutazione di opportunità. I comuni possono decidere se chiedere oppure non chiedere di entrare nella città metropolitana. Quindi aperta a tutti? Tutti i comuni praticamente? A tutti i comuni che confinano con la città metropolitana, perché ci sono comuni che confinano ma che so già che non sono interessati a farne parte, altri che invece stanno riflettendo sull'opportunità di entrare invece a far parte. Chi sono quelli che sono interessati? Beh, io credo che possano essere interessati San Sperate, Monastir, Ussana, probabilmente Dolianova, probabilmente Soleminis, tutti i comuni che sono molto legati a Cagliari, che sono molto collegati anche dal punto di vista viario. Quindi anche Burcei è interessato? Il problema di Burcei è un problema tutto speciale, perché Burcei faceva parte dell'Unione dei Comuni assieme a Sinai e Mara Calagonis e anche Settimo, e si è trovata improvvisamente tagliata fuori da tutto, con l'unica possibilità di andare a far parte dell'Unione dei Comuni o del Sarrabus oppure del Gerrei, con cui però non ha nemmeno collegamenti viari, perché Burcei dista decine di chilometri da Muravera o da Castiadas e non c'è una strada che la collega verso il Gerrei, quindi l'unica possibilità per Burcei è di entrare nella città metropolitana. La sua proposta di legge contiene un termine o è libera? La proposta di legge contiene un termine di 20 giorni dall'approvazione della legge per dare la possibilità a questi comuni di optare per il sì o per il no. Però è requisito importante che siano confinanti. Devono essere confinanti, perché sennò non avrebbe senso, perché non ci può essere soluzione di continuità territoriale. Con quelli che attualmente già fanno parte della città metropolitana. Esattamente. La ringrazio.